Trasporto urbano ed extraurbano. I comuni chiedono alla Regione Veneto una gara unica gestita dalla provincia di Treviso, sottoscrivendo un documento che segna un primo importante passo verso la costituzione della Società Unica del Trasporto Pubblico Locale, che garantirà uno snellimento della struttura, offrirà un unico sistema di bigliettazione, garantirà un alto chilometraggio e un aumento dei servizi agli studenti. Oggi importante firma con i comuni di Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna, Asolo e Treviso, i quali hanno delegato alla provincia di Treviso ad bandire la gara per il trasporto pubblico locale per tutta la provincia, sia trasporto urbano che trasporto extraurbano. Avanti per un servizio pubblico locale, trasporto su gomma, urbano ed extraurbano con efficienza, con efficacia, con economicità, garantendo i posti di lavoro a tutti i lavoratori e garantendo grandi economie di scala. Sport e promozione del territorio, un binomio imprescindibile per la marca trevigiana che continua a essere la provincia più sportiva d'Italia, con 1300 associazioni, 10.000 dirigenti, 80.000 tesserati. Una vocazione sportiva che si traduce in oltre 300.000 presenze turistiche ogni anno in occasione dei grandi eventi sportivi. Da questi dati l'idea vincente è di costituire il club di prodotto. Credo che il club di prodotto abbia proprio questa finalità, di far sì che tutti possano partecipare e dare il loro contributo per la crescita di questo segmento importante dell'economia, partendo dai cittadini, partendo dalle strutture alberghiere e da tutti coloro che possono dare un contributo al raggiungimento dell'obiettivo. Il nostro compito è quello di creare questa rete e di fare in modo che tutti si sentano protagonisti